Buongiorno a tutti ragazzi, buone fatte feste, quindi stamattina partiamo subito con una notizia, diciamo, vabbè, non è normale comunque. Un asteroide grande come un bus, ragazzi, passerà vicino alla Terra alle ore 15, ore italiane, quindi questo asteroide è grande più o meno come un bus, diciamo, un pullman detto in napoletano, quindi viaggerà, diciamo, alla velocità di circa 30.000 km orari. Si tratta, ciao Anna, dell'asteroide 2019 AE3, che però dicono non dovrebbe avvicinarsi troppo, diciamo, passerà a una distanza massima di 1 milione di chilometri, 1,6, quindi ciao Diego, ciao Lettra. Quindi diciamo che gli appassionati ragazzi potranno seguire il percorso attraverso, diciamo, no, no, starà molto lontana, Anna. Potete anche seguirlo attraverso il sito internet teskylive.com, quindi potrete vedere tipo una specie di diretta che vedrete l'asteroide camminare, diciamo, su questo sito. Quindi, secondo le informazioni, ragazzi, non dovrebbe dare fastidio a noi, perlomeno. Quindi diciamo che non è il primo, diciamo, asteroide che è passato ultimamente. Ultimamente, in effetti, il 26 dicembre c'è stato un altro asteroide chiamato CH59 della grandezza, grazie altrettanto, di 620 metri. Quindi questo poteva farci malino un po'. Viaggiava a 44.000 km orari e è passato a 7 milioni di chilometri dalla Terra, quindi diciamo una distanza di sicurezza più normalissima, diciamo. Ed è passato alle 9 del mattino, ora italiana, quindi 26 dicembre. Quindi diciamo ragazzi, no, no, è passato già questo qua, questo è passato il 26 dicembre, quindi nessuno sapeva nulla e già fortunatamente ci è passato, però non ha fatto stava molto lontano, quindi 7 milioni di chilometri, a voglia. Invece questo qua passa oggi alle 3 ragazzi, questo qua che ho detto io, questo qua che è grande come un bus, quindi passerà alle ore 15 ora italiana. 30.000 km orari e quindi è 1,6 milioni di chilometri di distanza dalla Terra, quindi non ci sono pericoli a questa distanza. Quindi gli appassionati, se qualcuno vuole guardare questo percorso, lo può fare su teskylive.com. Qui fanno la diretta di questo asteroide, quindi se volete vi collegate. No, no, in Corea non ci pigli in pieno, no. Anche se a volte ragazzi è vero che le notizie su internet non sono mai precise, quindi dicono 1,6 milioni, poi dobbiamo sempre vedere se è vero. No, ancora no, dai, aspettiamo Apopis, yeah, Apopis 2029, quindi tra, non so più 10 anni, ma sono 9 anni in effetti, quindi 2019, 2029, quindi tra 9 anni, dai. 2029 arriva Popis e quello proprio ci massacra se ci colpisce, quindi devi aspettare un altro 9 anni. No, ti devi collegare a teskylive.com. No, no, perché adesso me ne sono accorto in effetti che hanno fatto sta notizia che l'ho trovata in inglese di un asteroide che passerà oggi vicino alla Terra, quindi la distanza di sicurezza è molto elevata, perlomeno per la notizia che hanno scritto, eh. Quindi io non è che posso, io ho visto due o tre parti, dicono tutte la stessa cosa, quindi però come ben sapete, ragazzi, quando lo dice la NASA, brava, io non mi fido tanto. No, 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 non è Sky, ragazzi, è un sito, si chiama. Dopo ve lo scrivo sotto, dai, lo metto nei commenti, così vi potete collegare. Si chiama live.com. È un sito, ragazzi, non è Sky, come devo dire. Su Google è un sito come tutti gli altri, quindi qua fanno le dirette per gli asteroidi, queste cose qua, ma non è Sky. Quindi dopo lo metto nei commenti, metto dove poterlo guardare questo qua, questo sito, questo è un sito in effetti, ragazzi.
Quindi diciamo che della NASA, come ho sempre detto, ragazzi, non mi sono mai fidato, quindi quando lo dicono loro, calcolatela a metà, ragazzi, quindi che è così a finale. Quindi diciamo che l'unico pericolo che ci sarà quello del 2029, dove passerà davvero vicinissimo alla Terra a soli 32.000 km, ragazzi. Qua si parla di milioni, Apophis passerà a 32.000 km. Calcolate che a 30.000 km ci stanno i satelliti, quindi penso di aver detto tutto, no? Quindi lo vedremo proprio, secondo me, chi vivrà in quel 2029, secondo me, si vedrà a occhio nudo. Sì, questo qua sì. E vabbè, in corona non è mai dire mai, possiamo... come si dice? La morte è sicura, sì, ma non si sa mai quando. Ciao Turbo, ciao Francesco. Quindi diciamo che il più pericoloso, ragazzi, perlomeno per quello che sappiamo, è Apophis 2029, che a 32 km, ragazzi, è davvero pazzesco dire che non ci farà nulla, anche perché per stare sicuri, ragazzi, un asteroide deve stare a 7 milioni di chilometri, come questo qui che è passato, diciamo, il 26. Già questo qua di 1,6 milioni di chilometri di oggi, questo anche qui potrebbe essere potenzialmente pericoloso. Quindi diciamo che in effetti per essere proprio fuori pericolo devi stare a 7 milioni di chilometri. Quindi questo passa a 1,6. Già questo di oggi, ragazzi, non è tanto sicuro. Quindi loro dicono di sì perché passerà a 1,6 milioni. Quindi si pensa che la Terra non possa attirarlo a sé. Però quando sarà Apopis che passerà solo 32 km, ragazzi, io secondo me non ci saranno proprio speranze lì. Cioè passerà come un aereo, come vi devo spiegare più o meno, tanto per farvi capire. L'aereo che vola normalmente sta un po' più sotto, niente di più, di eccezionale, pensate un po'. Ma un aereo di linea che può volare a 10.000 metri più o meno. Calcolate che questo sta a 32 km, 32.000 km, a livello astronomico, ragazzi, è come dire zero, uguale. Sì, facciamo una botta, secondo me, facciamo il 2029. Quindi perciò dico, questo a 1,6 milioni di chilometri, se andate a vedere sulla tabella dei pericoli, lo dà già come pericoloso questo qua, anche se loro dicono di no. Mo' figura di quello che deve passare a 32.000 chilometri, qua non si parla più di milioni, ma di chilometri. Ma penso di sì, Anna, penso che sa da vedere per forza. Anche perché 32 km ci stanno i satelliti, quelli delle comunicazioni, della TV, della radio, cioè, capito? È proprio troppo troppo proprio. Secondo me, se quello dicono che più o meno è 450 metri, più o meno, deve essere per forza visibile. È come, non lo so, secondo me si vedrà bene. Vabbè, pensiamo ad arrivare prima al 2029, ragazzi, comunque ci mancano 9 anni, quindi pensiamo prima di arrivarci, poi quando è tanto sarà io. Tanto, se arriverà, ragazzi, facciamo come dite rincorrenti, facciamo una sola botta e ciao a tutti. Vero? Fino a anni, ci mancano 9 anni, quindi ragazzi può succedere di tutto. È capace pure che fra un anno arriva un altro asteroide, boh, 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 e ce ne andiamo lo stesso. Quindi diciamo che questo qui passerà sicuramente il 2029 a Pasqua. Quindi ci ho fatto ricordare la Pasqua in poche parole, questo a Bobis. Quindi passerà il giorno di Pasqua. Sì, qua stiamo a finale. Una di 90. Vabbè, ragazzi, vi saluto a tutti quanti, ci sentiamo dopo. Quindi a me aspettare i tre. Quindi dopo metto nei commenti. Sì, sì, nei commenti metto il link dove se volete guardare il percorso di questo asteroide. Sì, sì, noi ci stiamo più, ma in anni di 90, vabbè, i 43, 9, sì, potesse arrivare ai 51 anni, però da come stiamo messi male qua, asteroidi, eruzioni, tsunami, terremoto, quindi
diciamo che dobbiamo sopravvivere altri 9 anni, quindi a tutto sto casino, come dici. Avvocatella si avrà perso secondo me, ora no. Vabbè ragazzi, vi saluto, quindi vi metto... Ah, questo di oggi è un bus. È un bus tipo un pullman, quindi tipo un bus della Sita più o meno, questo che passa oggi. Passa a 1,6 milioni di chilometri dalla Terra. Sì, sì. E passa alle 3 ore italiane, quindi alle 3 oggi. Quindi dopo metto il sito dove si può guardare la diretta e lo metto nei commenti, così se qualcuno oggi se lo vuole vedere. No, i terremoti no, non si possono prevedere di nessuna maniera, neanche le eruzioni vulcaniche, quindi sì, però Samuele, se diciamo la misura di sicurezza, senti, no, è 7 milioni di chilometri, no? Per non impattare sulla Terra, no? Mo questo qui di oggi già passa a 1,6 milioni, quindi già questo qua potenzialmente sarebbe pericoloso. Ma quando arriverà Popis, che passerà solo 32.000 km, che diremo? Capisci che voglio dire? La distanza di sicurezza è 7 milioni di chilometri, quindi 32.000 km, Samuele. È come dire sta accadendo sulla Terra, uguale. Lo traduco così, più o meno. Perché già 1,6 milioni, questo di oggi alle 3, se vogliamo andare per la tabella che ha la NASA, la ESA e tutti gli, diciamo, enti astronomici, già questo qua per noi sarebbe pericoloso per il pianeta Terra, diciamo. Quindi poi quando arriverà Popis che passerà a 32.000 km e a 30.000 km ci stanno solo i, diciamo, i satelliti delle comunicazioni, tutti i satelliti, diciamo, dell'internet, tutte queste cose qua, no? Che diremo? Sta cadendo la Popis sulla Terra per forza. Quindi 7 milioni è la distanza di sicurezza, ma 32.000 km, ragazzi, è come dire sta arrivando a Popis sulla Terra, secondo me, eh. Quindi non possono dire no, è 1 su 100.000, no, io qua vedo 1 su 10 semmai. Cioè l'impatto è... Non dico... Allora, i russi hanno detto che l'impatto è inevitabile. Quindi io sinceramente mi fido più dei russi che noi dei, diciamo, giapponesi, no? Che degli americani, della NASA, cioè. Perché loro, guarda, loro guardano le traiettorie, capisci? Sta un simulatore, un computer, no? Che tiene traccia di tutti gli asteroidi, no? Quindi quando ritornano a ripassare sulla stessa orbita, quindi loro calcolano precisamente quando passerà di nuovo, capisci? Anna? Allora, la fortuna è che i danni sono a livello locale, quindi non sarà a livello mondiale. Fortunatamente, se impatterà Popis sarà a livello locale. Però, ragazzi, farà molti danni dove colpirà. Quindi, che ne so, se cade in America, distrugge l'America. Se cade, che ne so, in Italia, distrugge l'Europa. Quindi, diciamo che questi sono i danni. Non è a livello mondiale, però farà danni molto pesanti. Quindi, dove colpirà, colpirà. Fortunatamente dicono che se cadrà nell'oceano non ci sarà nessuno tsunami, quelli lì che abbiamo visto nei film, ragazzi, perché la forza d'urto non sarà tanta da provocare questi famosi tsunami alti 30, 40, 50 metri, come dicono loro. Quindi diciamo che il pericolo sarà, di certo lo tsunami ci sarà, ma non di quei mostruosi che vediamo, diciamo, nei film, ragazzi, non così. Quindi ci sarà uno tsunami, che ne so, di 2-3 metri, ma non è che arriverà uno tsunami di 50 metri a livello che coprirà tutta la terra, quello voglio dire io. Quindi se cade sull'Italia, ragazzi, farà fuori Italia, Germania, Francia, tutto questo casino qua. Se cade in America, allora è calcolato che se cade in America è capace di distruggere, perlomeno in quello che si sa adesso, tutta l'America, cioè i 54 stati più il Canada. Pensate un poco, vedi che danno può fare questo qua. Se cade in Giappone, ragazzi, fa fuori tutti il Giappone. Se cade in Cina, questo è il problema. Sarebbe la miglior cosa che cade nell'oceano, quindi in Corea.
Sì, ma la Corea è piccolina, quindi in Corona colpirà pure anche altri paesi, quindi Corea del Nord, Corea del Sud e tutte le altre che ci sono vicine. Da ping pong, sì, sì, ping pong, il dittatore là. Quindi diciamo che fortunatamente questa Povis non è catastrofica a livello mondiale, quindi diciamo che la vita continuerà sulla Terra, quindi però giustamente dove colpirà lascerà il segno. Ping pong, vabbè, abbiamo capito chi è. Ping pong. Pure Paolo lo chiama così, ping pong. Allora diciamo che al finale, ragazzi, è a livello locale, però sì, Samuele, sì, in effetti la Terra è composta da acqua la maggior parte, quindi si prevede che cade nell'oceano, quindi speriamo, la verità è meglio che non cade proprio perché comunque se impatta nell'oceano Atlantico, quindi tutte le coste stanno in pericolo tutte, quindi poi deve vedere se è l'oceano Atlantico nel terreno. E Apopis, già il nome già non mi piace. Apopis in effetti poi se vai a vedere nei risultati di Google il dio della guerra, pensa un po' che nome ci hanno dato a questo. Quindi già è un nome brutto proprio in sé per sé. Se vai a vedere Apopis è tipo un dio della guerra, una cosa così. Sì, sì, al finale ragazzi è così, però ripeto, il 2029 ci manca un sacco di tempo. I russi hanno detto che cadrà sicuramente, invece gli americani dicono di no, però sinceramente, ciao, sì, sì, tutto bene, sì, sì. Lucifer, la stella del mattino. Quindi diciamo che Apopis, ragazzi, è il distruttore, come lo chiamano loro più o meno, però diciamo che il 2029, secondo perlomeno i russi, cadrà. Quindi diciamo che il 13 aprile, ecco qua l'ho trovata, 13 aprile 2029. Ah, ping pong, sì, sì, il dittatore, no. Eccolo qua, l'ho trovato adesso, sto su internet qua. Allora, passerà, eccolo qua, ho pure sbagliato, ragazzi, 31.000 km dalla Terra, passerà ancora più poco. Pensate un poco, quindi l'asteroide 99942 Apopis passerà alla distanza ravvicinata di soli 31.000 km, il 13 aprile, quindi ricordatevi questa data, ragazzi, 13 aprile 2029. Quindi sta scritto pure un evento raro, quindi sì, sì, è un presidente, il presidente della Corea, ping pong, come lo chiama incoronato, sì, sì. Eccolo qua, misura 340 metri, ragazzi. E dicono, perlomeno la NASA, qua, sto sulla NASA, dicono che non cadrà sulla Terra, passerà giusto giusto quel poco che per evitare, quindi non lo credo. Quando dicono passerà giusto giusto per evitare, non li credo proprio in effetti, ragazzi, quindi diciamo che è così, ragazzi. Diciamo che fa paura, ragazzi, quindi... È del nord, ping pong, là come si chiama? Sì. No, ancora non hanno detto nulla, Samuele, la verità. Non hanno detto, non si sono sbilanciati su nulla. Elettra, ping pong come si chiama, è della Corea del Nord, no del Sud. Quello in effetti si chiama Kim Jong, in effetti, non si chiama ping pong come dice Incoronata. Quindi diciamo che non dicono nulla, ho visto il russo, i russi dicono che impatterà sulla Terra, gli americani invece dicono di no, i giapponesi dicono di sì. No, solo a livello locale, in effetti sì, è pericoloso, ma dove colpirà là sarà pericoloso, quindi se cade in Europa rompe l'Europa, se cade negli Stati Uniti rompe gli Stati Uniti, poi è a livello locale, cioè non è che distruggerà il mondo, voglio dire io, quindi la vita continuerà, ma solo su altre parti, quindi dove colpirà ragazzi, arrivederci e grazie.
perché questo è 340 metri di diametro, quindi eccolo qua. Allora, il 13 aprile, ma sto leggendo la traduzione, è di 1 su 37, pensate un po', altro che 1 su 1 milione come dicono loro, perché vedete le notizie sono il 13 aprile, ci sarà una probabilità su 37. Nel senso che ne so, Italia, Germania, Francia, tranquillamente può fare fuori tutte e tre nazioni insieme. Quello è, in effetti, calcola 340 metri, ma non pensate a 340 metri come nulla, perché devi calcolare la velocità che arriva, il diametro, la massa, il peso, la composizione, cioè è un casino, ragazzi, non è che tu dici, vabbè, quello è 340 metri. Ecco qua, sprigionerà ragazzi 1480 megatoni, che sono più o meno, per fare un esempio ragazzi, 100.000 volte la potenza della bomba di Hiroshima. Quindi pensate un poco, quindi 100.000 volte la potenza di Hiroshima, ragazzi, se cade sto coso dove cade cade. Quindi sentite, gli effetti sarebbero devastanti su centinaia, migliaia di chilometri quadrati, ma non sufficiente a scatenare eventi su scala globale. Questa è una traduzione, ragazzi, tipo come inverni glaciali o estinzione di massa. Quindi diciamo che, come ho detto io, sarà a livello locale. Quindi diciamo che secondo me il 2029 ce lo ricorderemo, perlomeno, se non arriva qualcosa prima, ragazzi, diciamo così. Poi, ragazzi, se sfortunatamente il 2029 ci dovremmo salvare, poi il 2036, ragazzi, non ci salveremo più perché si è abbassata la, diciamo, l'arrivo, quindi passerà a, dicono, 22.000 km, quindi sarebbe come dire stacca arrivando sulla Terra, quindi al di sotto dei satelliti. Quindi se per puro caso il 2029 ci salveremo, diciamo così, come dicono loro, il 2036 per chi ci sarà poi allora e non ci sarà più scusa stavolta, perché stavolta ci colpirà 22.000 km, sono davvero pochissimi ragazzi, quindi davvero sarebbe una cosa ridicola. Quindi 1400 megatoni, 100.000 volte la potenza della bomba di Hiroshima. Salute. Pensate un poco. E pensa questo qua, 13 aprile 2. Ma poi allora, 13 aprile ci sta una probabilità di 1 su 37. Quindi ragazzi, ciao Alessà. Quindi diciamo che è molto alta la percentuale, ragazzi. Questo passa a 31.000 km, a 30.000 km ci stanno i satelliti, ragazzi. Io pensavo 32.000, invece no, 31.000. Quello del 2036, quello colpisce sicuro se non ci colpisce prima del 2029. Quindi se per puro caso evitiamo il 2029, il 2036 ci colpisce. Quindi, come si dice, se scappiamo al 2029, noi scapperemo al 2036. Quindi o 2029, sì, sì, Alessà, o 2036. Quindi però 31.000 km, ragazzi, come vi ripeto, sono pochi. Cioè è ridicolo che non ci colpisce. Sai perché a 31.000 km la Terra attrae, capì? Tira a sé, quindi è come una calamita, ragazzi. Ma non si sa, Anna, può essere l'Europa, può essere gli Stati Uniti, Giappone, nessuno lo sa. 21, 22.000. Adesso sta a 31.000, Samuele. Poi sarà 22.000. Cioè 31.000 km adesso 2029 e 22.000 km poi nel 2030, 36, sì. Quindi 13 aprile 2029 a 31.000 km, quindi pensate un po'.
Quindi secondo me ragazzi qua non ci sta proprio, diciamo, visita. Nel 2036 sì, tornerà a farci visita a 22.000 km. Non la chiamerei tanto visita io poi, perché a 22.000 km calcola che sta a 8.000 km al di sotto dei satelliti, penso un poco. Il campo gravitazionale della Terra lo tira a sé e quindi ciao ciao, già a 31.000 secondo me la Terra tranquillamente lo attira, quindi credo che già nel 2029 i russi difficilmente dicono bugie. I russi, come devo dire, sono sì un po' duri, però dicono sempre la verità. Un po' come si dice, è brutto però dice la verità. Quindi non credo proprio alla NASA e alla ESA, sinceramente. I russi già sono 2 o 3 anni che dicono che il 2029 impatta sulla Terra, quindi non hanno cambiato versione nel corso degli ultimi 2 anni, quindi dicono sempre lo stesso. Invece la NASA prima ha detto ci colpiva, poi non ci colpiva, no, poi abbiamo fatto i calcoli. No, no, non se ne prevedono per altri, però siccome lo spazio che osserviamo. Sì, sì, adesso non ci sta, se no te la salutavo. Siccome lo spazio, ragazzi, quello che si osserva è pochissimo. Calcola che riusciamo a vedere solo il 3% dello spazio. Quindi l'altro 97%, ragazzi, può arrivare tranquillamente un asteroide pure mo che stiamo parlando. Perché l'uomo riesce diciamo, a guardare solo il 3% dello spazio che ci sta fuori. Quindi può arrivare un asteroide in qualsiasi momento, in qualsiasi ora, qualsiasi giorno. Come il 26 dicembre adesso che è passato, nessuno se ne è accorto, solo quando è arrivato se ne sono accorti, quindi è troppo tardi per il finale. Meno male che questo è passato e vabbè, tanto per dire, quindi con tutta la buona volontà, la NASA, la ESA, i giapponesi, i russi, non riescono a guardare oltre il 3% dello spazio che ci circonda a noi. E Samuele calcola che se adesso è 1 su 37 sarà 1 su 26, quello del 2036 più o meno. Quindi sono tutte e due una più pericolosa dell'altra. Quindi se non ci colpirà il 2029 ci colpisce il 2036 sicuro. Quindi se non sarà uno sarà l'altro. Sì, sì, quelli della stazione, giustamente sì ragazzi, quelli stanno là, quindi vabbè, ma comunque ripeto, non è a livello mondiale, quindi sì, sì, speriamo che è così a finale. Comunque a finale non sarà la fine del mondo, ragazzi, come ho detto io, ma sarà la fine di qualche nazione, questo sì, oppure se cade nell'oceano arriverà tipo uno tsunami dove poi arriva, ragazzi, quindi dobbiamo vedere pure che parte del mare colpisce. Quindi per ora non si sa nulla, ragazzi, quindi né dove cadrà né dove possibilmente potrà cadere, quindi diciamo che forse lo sanno perché loro la traiettoria la sanno, però giustamente notizie così non ne trovi da nessuna parte, neanche i russi l'hanno messo. Loro hanno messo solo che siccome è troppo vicino colpirà la Terra e basta, ma non dicono più di tanto, quindi sì, se colpisce l'Italia no, no. No, no, Elettra, no, no. Grandi disastri sono stati quelli a Tunguska, diciamo, in effetti non ci sono stati gli appartamenti, sono saltati in aria, stesso diciamo, una cosa del suolo, in effetti, ma c'è stato tutti gli alberi che sono stati bruciati per terra, diciamo, all'epoca, però poi bisogna andare all'estinzione dei dinosauri, quindi devi andare proprio a 65 milioni di anni fa, l'estinzione di massa, però quello era molto grande, non era come questo qua, quello era oltre 1 chilometro, questo invece è 340 metri quando è, quindi oltre il chilometro, ragazzi, di un asteroide che è grande da 1 chilometro in poi può distruggere tutto il pianeta, quindi questa è la cosa. Quindi quello dei dinosauri era più o meno passato il chilometro sicuro. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, buon appetito no perché è ancora presto, quindi ci sentiamo dopo. Pensa 12 km, pensa un poco.
Sì, sì, mette il sito, sì, sì, quello in effetti è skylove.com, sì. Vabbè, ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo dopo, dai.